sono Mario Trevi, Mediterranean People. Oggi alla Radiazza, accompagnato dal maestro Nino Casapulla. Buongiorno maestro, possiamo fare una prova con la tastiera? Molà. Buongiorno maestro, lo so che è lontano, dica buongiorno. Come? Buongiorno. Ah, ok. Facciamo un po' di prova, accompagnato dal maestro Nino Casapulla, un grande della musica napoletana di tutti i tempi del Novecento ma anche degli anni 2000. Molà, abitabile a cosa? Va bene, molà. T'ha giocato pure caricatura. Ma che bravura sto maestro. Mario Trevi qui con noi tra poco. Facciamo un po' indifferentemente, proviamo. Come cominciava? Tramonto sul... No, chi si ricorda? Mamma mia, che... Continui pure maestro, è bravissimo, devo dire, bravo. Così giovane e già così bravo. Ma meno male che oggi ho chiamato il maestro Mario Trevi. Maestro, buongiorno. Maestro, buongiorno. Buongiorno. 2 mesi per averlo, è super impegnato, 2 mesi di trattative shock con Brignola, con l'Ellorecchio, con i nipoti che sono parte attiva del nuovo percorso di Mario. Ma tu devi sapere che l'Azzurra management è una cosa importante perché c'ha tanti cantanti. No, quello l'Azzurra è importante per Giovanni, noi, poi management è importante. Giovanni non dorme la notte, insomma. No, ma poi ci tiene tantissimo. Tu sei, ci diamo del tu, inutile fare finta. L'orecchio qua, un vecchio lupo. Mamma mia, no, devi sapere che tu sei, facciamo le corna, no? E tocchiamo ferro, se ti vuoi grattare fallo pure, non ti preoccupare. No. Ecco, cioè, tu sei uno degli ultimi grandissimi della nostra musica. È perché io sono il più piccolo, hai capito? No, ma perché tutti i cantanti, tutti quei grandi mostri che c'erano, che non ci sono più, avevano tutti quanti 20, 25 anni, 30 anni più di me, hai capito? Ecco, 30 anni più di te. Ma di chi parliamo? Proprio che di Laro Cippa Furcelli. Io stavo parlando dei più, diciamo, della vostra generazione. È la mia generazione. Mario Merola, per esempio. Dunque, Mario Merola tenesse 77 anni. Quest'anno anni sono 10 anni che è morto. Ma senti, ti volevo chiedere, ma ti mancano questi tuoi amici colleghi? Sì, Mario Da Vinci, Mario Merola, Sergio Bruni? Mi mancano tutti perché loro sono quelli che hanno portato sulle spalle la canzone napoletana, si sono preoccupati di fare sempre le cose per bene, per informare la gente che ci sono delle belle canzoni, non soltanto sulle mie di Cirincello, eccetera. Bravo. E io ho sempre detto, nel dopoguerra ci sono stati degli autori importanti come Pisano, Cioffi, Lentile, Mazzocco, Bonacura, che non hanno avuto ancora quello che meritano, che hanno fatto delle canzoni bellissime e che hanno fatto cantare veramente tutto il sud, se vogliamo. Ma no, io direi pure tutta l'Italia. Sì, anche perché sai, per esempio, tipo una canzone come Maruzzella che ha fatto Caro Sole ha girato tutto il mondo, perché poi no a Luciana di Cioffi? È vero. Come esempio. Sì, sono d'accordo con te. Senti, che anno era quando tu hai lanciato nel mondo Indifferentemente? Nel 1963 a un festival di Napoli si chiamava Giugno Canora addirittura, che cantavamo io e Mario Abbati insieme. E allora abbiamo fatto questa canzone a questa grande manifestazione, abbiamo vinto il secondo premio. Però questa canzone per me, io ho 4 figlie femmine e questa qui è la quinta per me, perché indifferentemente diciamo mi ha accompagnato e mi accompagna ancora per tutto il mondo, e ci sono dei grandi artisti che hanno inciso questa canzone come Gino Paoli. Tutti. Allora noi ci fermiamo dopo la pubblicità con il maestro Mario Trevi, vi facciamo sentire un po' dal vivo accompagnato da Nino Casapulla di Indifferentemente. Il nostro caro maestro. E questo lo voglio dire a quelli che insomma sono giovani e magari conoscono la versione di Valentina Stella. Dovete sapere che il primo interprete di questa canzone, che oramai è un classico, uno standard al pari di Funicolà, secondo me è canzone. Proprio Mario Trevi. Tra poco non cambiate, se volete dire al maestro grazie di esistere, per esempio 081 63 63 63. Radio Marte, unica come te.
tramonta lui e noi per recitare all'ora di mascella restammo mano in mano senza tenere coraggio di guardare. Fammi che fu indifferentemente tanto saggio che so, ma te non so più niente e dammi sto valente, non aspetta di mano che indifferentemente se tu macini non ti dico niente. Vabbè, amma scassate il rirorgio. Si diceva così o no? Si dice ancora, maestro? Allora però facciamo una correzione perché vorrei correggere, siccome che sono state molte le canzoni che ho cantato ai Festival di Napoli, sì. Mi confondo sempre con Festival di Piedigrotta, il Giugno Canora, Festival di Napoli. Indifferentemente nel 1963 era il Festival di Napoli. Mamma mia, meno male, pensavo di aver fatto una brutta figura. Invece poi al Giugno Canora è Mare Verde, quella dedicata allo Stadio San Paolo, certo, giusto? Perché in realtà poi nessuno l'aveva capito quando è uscita la canzone, o l'autore l'aveva dichiarato, maestro, non me lo ricordo, lo dichiarò? Sì. Disse questa canzone per lo Stadio San Paolo che era nato da poco, credo. Sì. È come perché poi ci sta il figlio di Mazzocco, che è Vittorio Mazzocco, che ha preteso questa cosa, insomma, che si dichiarasse. Che si dichiarasse. Allora, voi non so se conoscete Mare Verde, ma credo che sia una delle poche canzoni d'amore, di sentimento dedicate a uno stadio. Non ce ne sono altre in giro per l'Italia, non ho mai sentito. Forse c'è Luce a San Siro di Vecchioni, ma non è proprio una dichiarazione d'amore per lo stadio come invece Mare Verde. Non è Mare Verde è una canzone di Marotta. Voglio dire. Vabbè, certamente, insomma, questo vuol dire che ci azzecca su Vecchioni. Questo è per farvi capire come noi ci teniamo alla nostra identità fortissimamente. Me la può fare un po' di Mare Verde? La volete Mare Verde dedicata allo Stadio San Paolo? Come facevano? Non è campagna. Vai maestro. Va. Sentite che bella. Non è campagna, è mare verde. Non col fadere banale, scogliere fronte, che lontana si perde sotto cielo d'estate. E questo mare verde senza fine suona da vita mia, io carannale gentile, tu cammini con me, l'ombra di me sta ma ti spoglio solo. Sì, d'oro come grano, tra manni passione, da sta regno stimmane, e o mare verde cent'anni e ci perde abbracciata così. E vai! Allora andate su YouTube, Mario Trevi, Mare Verde, siete ragazzi, siete anziani, non lo so, non è importante, dedicata al San Paolo. Dopo la pubblicità noi però rientriamo, cambio di scena con Capossela. Sapete perché? Scegliamo un pezzo di Vinicio Capossela, perché dovete sapere che Vinicio Capossela è un grandissimo ammiratore di Mario Trevi. Sì, è vero. E io c'ero quando hanno cantato insieme Coro Ingrato, indifferentemente. Indifferentemente, sì, perché lui abbiamo fatto sta cosa nel 2009. Sì, premio Carosone.
Federico da Calabria, un grande seratone. Ci siamo incontrato, lui, il papà, la mamma, sì. Insomma, è stata una bella cosa. No, veramente mi sono commosso, perché Vinicio Capostela, tra i miei cantautori preferiti, insieme a tanti altri, quando Capostela ha incrociato Trevi, voglio dire, sembrava veramente, dice, finalmente conosco. È stata un'emozione grandissima, perché come vedete chi ha la memoria, chi conosce il proprio passato, e Capostela lo conosce e anche molto bene, sa che cosa significa aver avuto in Italia un cantante come Mario Trevi e tanti altri dei nostri a cui si sono ispirati tanti cantautori nazionali. Ciro, velocissimo per Mario Trevi, vai Ciro. Buongiorno Gianni, vai. Grande emozione stamattina, perché mi sono ricordato di quando eravamo ragazzi, andavamo a suonare per i matrimoni e Mario Trevi ha mantenuto sempre l'umiltà, anziché venire con complesse veniva accompagnato dal mitico Marcello, che lui ricorderà sicuramente. E poi volevo fare una considerazione su Indifferentemente, una sfortuna nella fortuna. Tanto il successo che è stato, che l'hanno cantato tantissimi artisti, ed è una canzone che purtroppo, e mi dispiace molto, non è identificata con Trevi, come per esempio Zappatore con Merola. E perché purtroppo l'hanno cantata tanti. Qualcuno addirittura dice che l'ho lanciata io. Vai, veloce. L'ultima cosa, dove potrei trovare i vinili di Trevi, che è il mio cantante preferito, e vorrei sentire un poco un professore. Punto. Va bene. No. I vinili purtroppo. Io ti dico una cosa, che Indifferentemente è una canzone che praticamente è nata con me e con Mario Abbate, e poi io me la sono portata nel mio bagaglio musicale per tutta la vita. Però mi è dispiaciuto quando qualcuno si è appropriato di questa Indifferentemente, perché non è giusto. Dobbiamo dare a Cesare ma io perciò l'ho invitata qua. Questo è il programma che dà a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, avrei voluto che quando qualche mio collega fosse andato in televisione nazionale avrebbe detto: questa canzone praticamente l'ha portata al successo Mario Trevi e Mario Abbate. E invece no, fingo. Camma fa, c'ha sta accorta che la teniamo più vicina, c'ha sta accorta che la teniamo più vicina. Ma sai, questo è un mestiere geloso. Vabbè, oggi parliamo di musica, tra l'altro, poi dopo vi faccio sentire delle nuove cose di Mario Trevi, Luna Bianca, un progetto strepitoso che si chiama Napoli Turbo Folk. Rientriamo con Capostela, per esempio 339 666 9990. Che mettiamo di Vinicio Capostela tra i fan di Mario Trevi? A tra poco. Che cos'è l'amore? Vinicio Capostela tra i fan di Mario Trevi, ma ce ne sono tantissimi. Guardate, centralino intasato 081636363, WhatsApp non me ne dico proprio, ne leggo alcuni. Allora, salutate il maestro, che oltre a essere un maestro di musica è anche un maestro, un bravissimo allevatore. Ho chiesto: ma di cosa? Di cosa, maestro? I cardellini, praticamente sono certi uccelli che si chiamano cardinalini del Venezuela. Sì. E io sono un allevatore che mi piace tanto. E la mattina fate a gara a chi canta meglio? Mi piace ascoltarli, sai, insomma. E poi sì, è bello, è bello. Allora, poi un'altra bel messaggio. 14 anni, no, avevo 14 anni quando ho conosciuto il maestro, musicalmente parlando. Oggi ne ho 24 ed è sempre tra i miei idoli. Grazie. E aggiunge: più passano gli anni, più la voce del maestro diventa bella. Wow. No, è vero, lo stavo pensando anch'io poco fa. È più abbrucata, no? È vero? È più diciamo cavernosa. Cira, ti passo il maestro Trevi, veloce, vai. Buongiorno. Ciao. Maestro, buongiorno, è un onore parlare con voi. Grazie a te. Io ho 36 anni e sono cresciuta con la vostra musica, che mia mamma adorava ascoltare. Grazie. Mi ricordo che la domenica insieme al ragù c'era anche la vostra musica. Mamma mia, che bella cosa un ragù. Sì, è quelle cose che quando ascolto le vostre canzoni mi ricorda l'infanzia, i bei momenti, proprio. Ma lo sai che lo stavo raccontando anche al maestro? Anche i miei genitori, mia mamma, mia nonna, la domenica cantavano Mare Verde, insomma, prima lo raccontavo. È come se il ragù venisse meno bene se non lo accompagni cantando con una canzone napoletana, in genere, è vero? Era bella Napoli, che tutta la gente metteva la radio ad alta voce. Sì. Mo se mette
mettono scurne. Mo si mettono scurne. Infatti io da questo microfono dico, quando metto le canzoni tue di altri grandi napoletani, dico alzate il volume, che Napoli una volta era questa la città della musica, i turisti se ne andavano estasiati, come succede a Lisbona, no? Con la loro musica che la senti ovunque. Grazie Cira. Noi rientriamo con un pezzo di Mario Trevi tratto da Luna Bianca, Napoli Turbo Folk. Soldate innamorate, visto che stiamo facendo qua, quale vuoi? Prendi sì. Tuo fa l'americano. Allora, Tuo fa l'americano. Anche Carosone. Facciamo un omaggio a Carosone e poi sentite, diciamo, la nuova immagine musicale di Mario Trevi, che fa questo spettacolo straordinario che ho avuto il piacere di ascoltare al premio San Gennaro 2013, quando lo premiammo. È un maestra a Rovutaia. Chi c'era se lo ricorda? A tra poco. Radio Marte. Unica come te. Porto cazzone cu, non stai mareta. Una cupulella che mi si è rezzata. Passa scampagnando, fattuleta. Con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano. Sentami chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, cosa senti di stupare? Tra ballo rock and roll, e tu giochi a baseball, ma è sfondo dei camelli. Chi devi dare la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano. Ma se nati in Italia, senta a me non ci sta niente da fa. Ok, la pulita, tu vuoi fare l'americano. Come devo capire che devo bene, se tu le parli miezza americano, e quando si fa l'amore sotto la luna, come te vedono capire e love you. Tu vuoi fare l'americano, sienta me chi lo fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, cosa siete disturbati? Va ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi del camel, chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, assinati in Italia, senta a me non ci sta niente da fa. Ok, namurita, tu vuoi fare l'America. Maestro, complimenti, Wow, bellissimo. L'orchestra italiana veramente made in Campania, lo posso dire così? Penso di sì. Allora si chiama Napoli Turbo Folk. Perché poi turbo? Io me lo immagino perché, però volevo la spiegazione. Questo l'ha detto Vagalepre, Federico. It Turbo? L'ha chiamato Turbo Folk, cioè praticamente è una canzone molto veloce che c'ha il turbo dentro. Bellissimo. Ettore, buongiorno. Buongiorno. Allora, Gianni. poco fa qualcuno mi ha chiesto dove trovare dischi in vinile del maestro Trevi. Allora, diciamolo velocemente, Ettore Guastafiero se lo ricorderà sicuramente. Ecco, ciao. Allora. Il maestro si ricorda senz'altro. Certo. La storia della musica, vari negozi di dischi, depositi. Si ricorda benissimo, disco Chomp, però tu adesso invece porti in giro le rarità, giusto? Certo, il collezionismo, cose particolari, anche le incisioni del maestro che con etichette minori dove molte volte si perdono la storia, le incisioni si perdono. Dove ti trovano? Dove ti trovano? A me mi trovano a Salerno, c'ho un chiosco tipo
Mannaggia, ma siamo proprio sfortunati. Vabbè, maestro, qualcuno mi domanda come mai non avete mai fatto uno spettacolo voi grandi tutti insieme, e perché non lo mettete su adesso? Per esempio, qualcuno mi scrive: vedere benissimo Mario Trevi duettare con James Senese. Questa è una cosa che io la sto pensando da un sacco di tempo, ma sai che a Napoli siamo un po' tutti quanti, come si dice, io sono il più bravo. Individualisti, diciamo così. Perché non abbiamo la mentalità di dire difendiamo la canzone, difendiamo Napoli, portiamo gente a teatro come meglio si può fare, sì. Uno spettacolo che piace poi alla gente. E non lo so, io sarei prontissimo a fare uno spettacolo con Senesi, con Gragnaniello. Ma per esempio, no, io che lavoro anche su RTL, per esempio, noi stiamo ospitando ogni settimana un programma con Gianni Morandi e Baglioni insieme. Che bello. E quando si sono messi insieme io ho pensato: ma guarda questi che figli indrocchio che sono. Io addirittura ti dirò un'altra cosa, che sì. Quando Morandi ha chiesto a Lucio Dalla di stare insieme in uno spettacolo con lui, tu sai benissimo che Gianni Morandi sta un po' giù come popolarità. Questa è una storia meravigliosa, ecco, cioè Morandi deve tantissimo a Lucio Dalla, perché tra bolognesi fanno squadra, sono più coesi, no, di noi, e infatti hai fatto un bellissimo esempio. Ettore, dov'è la tua come si dice, il tuo punto il tuo chiosco della musica? Allora, Salerno dove? Corso Vittorio Emanuele. Ecco, e trovano anche i vinili del maestro Trevi? Come no, anche quelli introvabili il maestro che si ricorda della Polyphone, quando Senti, ma tieni pure per casa ricamatrice? Ah, ricamatrice, senz'altro. Pure la ricamatrice. Sì, ma c'ha tutto questo qua. Lo conosci bene. Etichetta Polyphone di Pollio. Sì, di Vincenzo. Grazie Ettore, ti aspetto in radio. Veramente, li vendono ancora, si vendono. Lo so, ma poi adesso, guarda, grazie Ettore, leggevo una classifica che nel 2015 sono stati venduti quasi più vinili che CD, per cui nipote di Trevi, bisogna fare qualcosa in vinile nuovo. Lo so che tu ce l'hai, però volimmo pure noi. Ma la ricamatrice ve la ricordate, no? No, questa è una canzone che abbiamo fatto tanti anni fa. 62, tanti anni fa. Non ce l'abbiamo io. Però io dopo voglio un'altra cosa dal vivo. Che cosa? Decidiamolo insieme. Vediamo dopo. Mentre va la pubblicità, decidiamo. Va perfetto, bene. Vai. Radio Marte. Unica come te. Tiene i capelli ricci, l'occhio brigante solo in faccia, ogni figliolo s'appiccia, si vede passare. Una sigaretta in bocca, una mano in da sacca, e se ne va smargiasse per tutta la città. O Sarracino, bello guaglione, o Sarracino, tutte femmine fanno innamorare, e belle facce, e belle cose. Sape fa amore, è malandrina, è tentatore. Se ho guardato la fanno innamorare, è una bionda si avvelena, è una bruna si innamora, ma è veleno calamita, chi se femmina che le fa. O Sarracino, o Sarracino, bello guaglione, o Sarracino. O Sarracino, tutte femmine fa sospirare. O sola mia. Che bella cosa è una giornata di sole, un'aria serena. Dopo una tempesta, con l'aria fresca, pare già una festa, che bella
Manato sole, più bello in nero, oh sono lì, stanno pronto a te. Oh sole mio, stanno pronto a te, stanno pronto a te. Luce nella strada, da finestra tua, una lavannara, canta e se ne avanti. E portamento, torce spanne e canta, luce nella strada, da finestra tua. Ma non tu sola, più bello di me, oh sono mio, stanno pronto a te. Oh sole mio, stanno pronto a te, stanno pronto a te. Oh sole mio. Quando fa notte, io sono solo scendo, ma meno quasi la malinconia. Sotto la finestra, noi resta a ria. Quando fa notte, io solo sono scena. Ma nato sole, più bello in nero, oh solo lì, stanno pronto a te. Oh sole mio, stanno pronto a te, stanno pronto a te. Oh sole mia, stanno pronto a te. Ma che è una versione ska? Qualcuno è ska. Qualcuno dice bella, qualcuno dice insomma, ma è una canzone straordinaria vestita di nuovo. Evviva le nuove versioni! Abbiamo sopportato quelle cagate là che sono venute dall'estero. Mi ricordo quella versione, non so di chi la fece, una Arianna che fece Torna a Surrient, che era di una cosa proprio grande. Napoli Turbo Folk, che è un CD, questo lo trovate anche nei negozi che non vendono vinili. Mario Trevi, per esempio alla Feltrinelli, ma non solo, anche nei piccoli grandi negozi. Io non mi ricordo il cognome, qual è il negozio di cui parlavamo prima, che sta a San Biagio dei Librai, che mi ha scritto, dice pure qua abbiamo i vinili. È un negozietto vai lì, dici ma è possibile che questo c'ha questo? Quello è un posto fantastico, molto dovete andare in questo negozio di dischi che sono a San Biagio dei Librai. Fatemi sentire che dice Daniele Ippolito, per piacere. Cesarini della Duchesca, ma io dicevo questo di San Biagio dei Librai proprio. Rignelli che si chiama Giancarlo. Vabbè, ma Giancarlo lo conosciamo, figuriamoci. Allora, maestro, qual è il titolo della canzone dove poi leggo il messaggio, dove poi ha fatto la sceneggiata, dove lui stava in carcere? C'è stato un periodo in cui tutti i cantanti erano in carcere così eccetera, e la moglie lo tradiva pure là tanti, e la mamma ce lo diceva, e lui diceva tengono Tulluccio Frisch e Amulata Trent e tenga già la vita nati Trent e voglio la cella oscura. Ma che è sta cosa? Ma che sa che la canzone che dice o Cardil, canta Cardil, che sa? Ma è tua? No. No, era un altro carcerato, mi dispiace mio caro amico. Ma negli anni 70 eravamo tutti delinquenti. È vero. Figurati che io quando mi incontravo con Mario, con Merola, allora lui diceva ma la prossima canzone che tu farai quanta morte c'è stata. Ovviamente parliamo di quel periodo benzinaia a Pagella, che però guarda, a distanza di tempo quelle sono le prime docu canzoni, perché voi vi ispiravate a fatti di cronaca. Ti voglio interrompere perché questo è un argomento che mi fa molto piacere. Ti piace? Mi piace. Ok. Cioè negli anni 70 finiti i festival, finite le manifestazioni festivaliere, dunque la televisione ci ha messo a dormire perché si è preso la telecamera, ha detto arrivederci, ciao, tante belle cose, però noi cantanti che dovevamo fare? Andava di moda questa canzone di Mala,
certo, come si vuol chiamare, e siccome che noi dobbiamo seguire certe mode, se no perdi il treno. Ma secondo me erano canzoni proprio che si ispiravano ai fatti di cronaca, no? No. Come no? O benzinai, quello veramente spararono benzinai. No, il carabiniere, io ho fatto la prima canzone nel 73, un carabiniere che hanno ucciso un carabiniere che si chiamava Francesco Calabrese. Come il cantante? No, era un carabiniere. Sì, Francesco Calabrese come il cantante. Allora a questo punto il signor maestro Gianni Aterrano tirò fuori questa bella musica do Carabinieri, sì, però, e mi propose di fare queste canzoni. Sì, però io ero piccolino e facevo lavoravo con papà che aveva la macelleria in Coppo Corse Secondigliano, no? Portava carne a casa la gente, eccetera. E mi ricordo che nel 75 spararono una delle prime rapine fatte ai danni di un benzinaio che si chiama no benzinaio, si chiama Nutelegramma. Ma era un benzinaio che moriva? Sì, ammazzarono questo benzinaio per un milione. Esatto, e io c'ero, nel senso che in quei giorni. E come infatti poi facevamo la canzone che dice sotto ponte dell'autostrada, esatto, hanno posto la benzina. E come si chiama quella canzone? Si chiama Nutelegramma. Non si chiama benzinaio, perché la gente poi, siccome hanno acciso il benzinaio, hanno acciso l'uomo ragno, hanno acciso il benzinaio. E dunque, però quello è un fatto di cronaca reale. Sì, ecco. Sì. Poi per esempio la pagella che noi abbiamo tirato fuori, e chi l'uomo mi era fatto, quattro bandito con una 1.300, e chi l'uomo mi era fatto, esatto. La pagella pure, no? Si ispirava a un fatto a pagella noi andammo a vedere il film di Alberto Sordo, uno borghese piccolo, io e Moc Sedano, e da lì poi ci rimase impresso quella scena di quando ammazzano il figlio e lui non si accorge e continua a parlare. E io ho detto, senti Andò, perché non facciamo una bella canzone? E da lì poi uscì questa pagella che veramente fu un grande successo, un grande film. Vi dico una cosa, Mario Trevi, lui non l'ammetterà mai, ma all'epoca il gossip si diceva in galleria, in giro per Napoli, Mario Trevi con la sceneggiata La Pagella ha incassato 2 miliardi delle vecchie lire. Lo ammetti oggi? Sì. Ogni volta che te l'ho chiesto hai sempre detto no, ma quando mai? No. Il film ha 2 miliardi di lire, sì. Scusami, faccio un attimo. Tu pensi che noi con la sceneggiata ho fatto 170 serate in tutti i teatri dell'Italia e non abbiamo incassato meno di 10 milioni di lire. Pensi che Mario Merola mi disse: Mario, ma vorrei che tu mi supera con gli incassi, e io ho detto no, ma non ti preoccupare, la gente sta scherzando, appunto per essere un po'. Allora devo fare un attimo una chiamata all'ufficio ambiente del comune di Napoli, fate sta puzza. Pronto, vai, come si chiama la segreteria? Chi è l'assessore? Datemi notizie. Già del blues. Abbiamo solo questo numero, non usare che centralina al comune. Solo 2 l'ufficio ambiente, ma com'è? Allora, guarda, non ti leggo tutti i messaggi, ma veramente stamattina stiamo scassando proprio, Voglio sentire la canzone Vascia fatta da Mario Trevi, poi Pietra miliare della musica napoletana, proprio Telegramma, Nufrat Grand con Franco Moreno, poi sono tanti veramente, che non risponde nessuno. Troppo belle queste versioni nuove del maestro, salutamelo. Una pazzia, io leggo tutto, magari poi si sbagliano, non ci prendiamo collera. Una pazzia proprio non avrebbe mai avuto il successo che ha avuto se fosse nata così. Che è? Sì, è un'altra canzone. Una pazzia. Sì, è una pazzia. Ma mo che ci fai dopo come tuo classico? Vediamo, non ti preoccupare. No, ma non voglio i grandi classici, voglio le tue, perché ho invitato Mario Trevi, cioè voglio dire, quando mi capiterà più. Allora, vediamo. Pasquale Alvino, saluti al maestro, grazie per le emozioni che ci sta regalando, i suoi genitori erano fan. Grazie. Poi ha scritto un bambino che era nel cast del film A Pagella. Sì. Noi rientriamo con una canzone di Mario Trevi dal vivo, perché poi tra poco chiudiamo. Siete ancora in tempo per parlare con lui, se volete. 081 63 339 666 9990. A tra poco. Radio Marte, unica come te.
stavo bene e dimmi come mi può dire tu sei guaglione, l'amore non lo può capire, che già fa per me destino, pasto che bella tanta già soffrire, per me tu sei catena, bellata sei Maria, io per la vita mia, Maria Maria, per te. Tu non mi dici mai una parola, dimmi una volta sola, ti voglio bene e poi fammi morire. Grazie. Eccomi perché hai aperto il microfono. Hai aperto, sì? Hai fatto una canzone che mi piace da impazzire, soprattutto come la fai tu, devo dire. Belle, sono belle queste canzoni. Ma tutte canzoni classiche sono belle. No, ti dico una cosa, noi il 15 di febbraio, lo dico in anteprima, faremo una proiezione che farà discutere molto. Dopo 30 anni dalla sua uscita faremo rivedere al cinema al Martos di Via Chiaia Il Camorrista. Ecco, film di Tornatore, quindi così eccetera. E sai chi abbiamo invitato a cantare questa qua? Raiz. Con Fausto Mesolella saranno al Metropolitan a cantare dal vivo, perché sai che nel film si sente, no? Sì, solo che il cantante di Pagani è scomparso, Franco Tiachi. Com'è? Tiano è scomparso, quindi purtroppo. Mario, abbiamo delle telefonate per te. Ti va ancora di sentire Maria per Mario Trevi? Maria! Pronto? Mario, sei grandissimo! Oh, grazie! Grandissimo Mario sei! Grazie! Senti Mario, voglio ascoltare una canzone da te. Il rifrato grande. Ma voi Maria, loro sono una famiglia di artisti proprio. Perché siamo tutti cantanti. Tu sei il più grande? Io sono più grosso. Quindi hanno pigliato te, insomma. Insomma, sono venuti. Ognuno di loro mi proponeva, sentimi una se so cantare. E poi si può fare. Si può fare. E devo dire, hai dato una mano anche a loro, perché sono poi tutti molto amati, no? Poi c'è tuo nipote Gianluca pure. Ti piace il genere che fa Gianluca? Gianluca fa veramente molto onore alla famiglia. Ti piace il suo genere anche quando canta in italiano? Sì. Ti piace? Fa tutto bene. E poi è bello. Bello guaglione, insomma, piace alle donne, tiene una bella voce. Tu piacevi alle donne? Tantissimo. Penso di sì. Perché tu poi eri scuro, no? Saraceno proprio. Eri fatto a Zangarielli. Eri fatto è vero, hai detto una cosa che questo piaceva, piacevi moltissimo anche alle donne più nobili, più colte, più. Ma noi abbiamo fatto canzoni. Bocagna discorsi, voglio fare un giuce sentimentale. C'era la Napoli, diciamo, del Corso Garibaldi, poi c'era la Napoli del Vomero. Noi apprendavamo tutto, ma ancora oggi è così, e non lo sappiamo noi, ma ancora oggi questa città poi si ritrova unita in una canzone popolare che cantano a Posillipo, al Vomero e cantano a Forcella. E questa è la grandezza della vostra musica. Perché secondo te molti si mettono scuorno di dire che per esempio ascoltano le canzoni napoletane, anche quelle meno, diciamo, nobili? Ma io ho l'impressione che la gente non si vergogni di ascoltare le belle canzoni napoletane. Io lo so anch'io. Perché i napoletani, se tu gli dai un bel piatto di maccheroni fatto per bene, diranno bravo al cuoco, ma se i maccheroni non sono buoni, oppure ci manca il sale, ci manca qualcosa, dicono sì, mi piace. Però c'è sta qualcuno che si mette scurne, che se l'ascolti in gran segreto per non fare. Vabbè. Michele, poi chiudiamo. Michele, buongiorno. Ti passo il maestro Gianni. Mario Trevi. Fatemi dire che per me è motivo di grande orgoglio avervi portato qui su una radio che fa tutt'altra musica. Mario Trevi! Grazie. Vai. Grazie. Maestro, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, io di lei ho un bellissimo ricordo. Io avevo 10 anni e ci siamo incontrati
a Lourdes a luglio del 78, perché io ho fatto la comunione lì. E lei e mio padre hanno improvvisato una canzone quasi sul sagrato della chiesa, una cosa a cappella, insomma, avevate fatto, papà vi aveva riconosciuto e avevate fatto questa cosa insieme, ma devo dire la verità, mi commuove ancora sentire la sua voce e mi fa molto piacere. Lei va avanti e faccia diffondere ancora di più la canzone napoletana. Grazie. Allora io devo ringraziare Gianni Brignola, Lello Orecchio, tuo nipote che ha fatto delle grafiche bellissime, ha spinto tutto. Poi ci arrivavo al maestro Nino Casapulla, grazie maestro. Grazie a voi. Ma soprattutto ringrazio Mario Trevi. A te, alla bella Radio Marte. Grazie. Mario, ci vediamo da qualche parte, certo, so che sarà prestissimo. Certo. Grazie a te che difendi sempre la nostra bella città. No, non la difendo, la propongo, che è diverso. Ti voglio bene Mario, grazie, ciao, veramente, ciao, grazie. Noi torniamo tra poco. Radio Marte, unica come te. Sono Mario Trevi, Mediterranean People.